Raccontano la violenza e il panico vissuti da titolari e clienti i frame della videosorveglianza interna di questo locale a Santa Maria del Rovere a Treviso. Siamo in via 55esimo Reggimento Fanteria nel money transfer gestito da Sam e Nahar, marito e moglie bengalesi. Mentre l'uomo si trova in questura, la donna parla ai nostri microfoni ritornando al pomeriggio di mercoledì scorso, quando due ragazzini, probabilmente minorenni originari dell'Est Europa, scatenano l'inferno. I giovanissimi stanno giocando a pallone in maniera sguaiata quando aggrediscono un cliente appena uscito dal negozio. Difficile capire il motivo scatenante, forse un rimprovero. A questo punto interviene anche il titolare. Dopo mio marito vado fuori, tutti e due ragazzini entrato al mio ufficio, dopo dato pugno, mio marito di testa è rotto, arriva tanto sangue. Minimo 30 minuti lui dato pugno, mio marito anche uno cliente, tutti e due. Insomma, l'aggressione inizia all'esterno con i ragazzini che inseguono le vittime anche dentro il negozio. La concitazione è tanta, così scatta l'allarme con i Maranza che si danno alla fuga. Arrivano sanitari e forze dell'ordine. Assam viene medicato sul posto. La polizia sta indagando senza sosta, ma si tratterebbe di volti noti, almeno così afferma la stessa Nahar. Anche di cedui alimentari, ha detto quel proprietario, come succo di frutta, anche patatine, prendono questa, dopo vado fuori, non danno quei soldi. Tante volte chiamano polizia ha detto quella ragazzina sotto di 18 anni, cosa fare io? Ferma la condanna del sindaco, che arriva alla fine di una settimana densa di episodi al limite. Per Conte c'è un denominatore comune che riguarda i cosiddetti Maranza. I protagonisti sono tendenzialmente stranieri, così non si può andare avanti. Chiedo alle forze dell'ordine, al questore, al prefetto, al comandante dei carabinieri che ci sia una stretta da un punto di vista dei controlli, perché situazioni come queste nei quartieri in centro storico noi non le vogliamo tollerare e non vogliamo abituarci. Secondo messaggio ai rappresentanti del tavolo integrazione creato con le comunità straniere. Dovranno impegnarsi maggiormente perché queste situazioni allontanano l'integrazione e soprattutto inaspriscono i rapporti nelle nostre comunità.